Innanzitutto ringrazio i presenti e vi porto i saluti da parte di tutta l'amministrazione comunale. Io rubo solo pochi secondi per ringraziare la comunità di montagna Prealpi Friulane Orientali per questa lodevole iniziativa itinerante e per aver scelto Travesio come serata conclusiva con questo importante evento e ospite d'eccezione Mario Tozzi. Io vi auguro un buon proseguimento e una buona serata. Grazie. Bene, grazie a tutti, buonasera. Siamo alla conclusione del Festival delle Larghe Vedute, prima edizione, organizzato dalla comunità di montagna Prealpi Friulane Orientali. Una cosa che è venuta fuori sicuramente da questo festival è che qualcuno ci ha chiesto perché ci chiamiamo così. In effetti è una domanda che ci resterà anche dopo questo festival, perché in effetti Prealpi Friulane Orientali non è un concetto geograficamente così corretto. Però questo è il nome scelto e questo ci teniamo. E questa sera siamo a Travesio ed è importante che siamo qui a concludere, ringraziando la sindaca, l'amministrazione, la comunità di Travesio per l'ospitalità. Andiamo a concludere il Festival delle Larghe Vedute, lungo il quale abbiamo affrontato diversi argomenti nel tema generale, il ritorno alla montagna, abbiamo parlato di ascensioni verticali, abbiamo affrontato i temi della demografia con il Censis, abbiamo affrontato il tema della convivenza fra uomo e lupo, questi nuovi popolamenti anche animali oltre che umani, e questa sera andiamo ad affrontare un altro tema sicuramente sfidante, che è quello del consenso geologico e del consenso climatico, un clima che cambia, una geologia complessa dei territori montani che sicuramente non è favorita dal cambiamento climatico, ne abbiamo prove qui vicino a noi. Io sono una vittima di questo, anche di questa situazione, purtroppo da un paio di anni a questa parte in particolare. E questa sera abbiamo scelto di farlo con un personaggio che è personaggio televisivo, ma non è solo personaggio televisivo, perché è personaggio del mondo scientifico, perché il nostro ospite di questa sera è un primo ricercatore del CNR, che dal CNR è passato poi alla grande notorietà del piccolo schermo, in particolare, è iniziato con Geo in Geo con Licia Colò, poi è stato il conduttore di Gaia, il pianeta che vive, e oggi dal 2019 è l'autore, il conduttore di Sapiens, un solo pianeta, che non so se è chiusa la serie adesso o se sta continuando, e comunque fino a pochi giorni fa abbiamo assistito a questo appuntamento. Autore di saggi importanti in tema geologico, in tema di evoluzione climatica, quindi questa sera è con noi, e lo chiamo sul palco, Mario Tozzi. Grazie Francesca. E ci accomodiamo, buonasera, eccoci qua. Io pensavo, una giornata, un giorno di ferie alle 8:30 di sera, sperduti, no, ma chi ci viene? Ci hai visto? Eccoli qua, guarda quanto sono bellini. Ecco qua, così non li vediamo manco più. Pronti? Eccoci. Allora, cercheremo di lasciare il più possibile Mario Tozzi a ruota libera e dopo lasceremo spazio anche a domande, insomma, che credo saranno più che numerose con il personaggio che abbiamo vicino a noi, ma partiamo da uno spunto, credo, Sapiens. Parliamo quindi di Homo sapiens e noi abbiamo il nostro tema individuato nel ritorno alla montagna, ed è un tema un po' difficile da affrontare con chi nella sua idea dice l'uomo sapiens, l'uomo, il sapiens, noi siamo il sapiens, non è fatto per vivere in montagna. Ma quando mai i sapiens hanno amato la montagna? Si è mai visto un barbaro fino dal tempo dei Romani che scendeva in Italia per starsene sulle Alpi? Ma che era matto? Scendeva in Italia per starsene in pianura padana e nemmeno arrivava in Appennino.
Quando mai gli uomini hanno scelto di vivere in montagna? L'uomo non è fatto per la montagna, e Sapiens la montagna non la vuole vedere nemmeno da lontano, è costretto qualche volta a vivere in montagna. Questo è stato così per la gran parte della storia dei Sapiens, ma davvero, cioè i Sapiens non hanno preferito la montagna. Del resto la nostra nascita ancestrale è in pianure, savane, vicino alle foreste, nelle grandi depressioni tettoniche dell'Africa orientale. Non siamo fatti per le montagne, non ci pensiamo proprio di andare in montagna. Eppure piano piano abbiamo cominciato ad andare, abbiamo cominciato a cercare le grotte, poi qualche insediamento, poi magari c'era materiale da costruzione oppure minerali. Allora per quella ragione in montagna ci si andava, ma la vera scoperta della montagna è degli ultimi anni, quando è diventato un motore di turismo. C'era chi andava a fare il pastore, chi c'era la marga, chi faceva il formaggio, ma la vera scoperta è piuttosto di quando quei luoghi lì sono diventati attrazione turistica, soprattutto per la neve, che però fra un po', come sapete, nelle Alpi non ci sarà più, quindi quella ragione lì verrà meno. È vero che noi ci diamo un grande affare con la neve artificiale, no? Ormai in Italia la neve naturale è un contributo a quella artificiale, è tutto innevato per via artificiale. Non starò nemmeno a raccontare quanti danni provoca sta roba, che tipo di energia si spreca, quanta acqua e quante emissioni, ma insomma cambierà il nostro rapporto con la montagna e scopriremo finalmente quello che io vado a sostenere. I Sapiens non sono fatti per la montagna. Se posso dire una cosa impopolare, manco per lo sci, ma che è uno sport lo sci, fai solo la discesa e fate pure la salita, perché quello che fai è metterti un affare fra le gambe e risalire così. Fallo a piedi quello e poi scendi. C'è un meraviglioso pezzo comico di un comico che si chiama Joele Dix, in cui lui interpreta il professore universitario argentino, perché si rifaceva a Julio Velasco, no? Il commissario tecnico della nazionale di pallavolo, e dice: lo sci è fatto solo per fratturarsi, non c'è niente di meglio dello sci per rompersi le ossa delle gambe. Io che sono cittadino romano e che non amo particolarmente lo sci, ma che vedo i miei compaesani invasati per lo sci, non lo riesco proprio a comprendere. Quindi diciamo ci aggiungo un tratto personale, però è proprio che la montagna sta cambiando un mondo in quota che noi non avremo più. Conosco solo un paese di montagna che mi attrae, però non è qui, si chiama Chamois, sta in Valle d'Aosta, ci sono 400 abitanti quando va bene, in realtà sono una quarantina di residenti e non ci arriva nemmeno la strada, oltre a non prendere il telefono. Quella mi sembra montagna, tutto il resto ormai è mangiato, addirittura hanno messo i tornelli in certi passi, vietano le macchine in certi altri, è diventato un assalto, ma non per risiedervi, soltanto per in qualche modo sfruttarla. Ecco perché dico, i Sapiens non amano la montagna, sono stati attratti per queste ragioni, ma piano piano ne ritorneranno indietro perché non ci sarà più ragione di stare lì. Oltretutto è diventato un posto pericoloso perché con i ghiacciai che vengono via perché vengono fusi, quel ghiaccio che teneva solidale la parete di roccia, una volta che fonde, quella parete crolla. I crolli dolomitici degli ultimi 20 anni sono figli di questa roba qua, della crisi climatica, quindi sarà un mondo molto difficile, quel mondo bianco, vattato del Natale in montagna, delle discese. Ormai è un mondo grigio, verde, di rocce, di frane, di foreste, di fiumi che scorrono giù. Rischi di trovarti una montagna distrutta dagli impianti di risalita delle infrastrutture che d'inverno non serviranno più, e un panorama anche per molti versi deturpato. Insomma, io sono un po' severo con questo tipo di atteggiamento nostro che è sempre vagamente predatorio, no? C'è un posto, lo sfrutto, non lo godo. Il termine nostro più appropriato è sfruttamento, ma quello funziona su un pianeta con pochi abitanti. Quando ci sono pochi abitanti tu puoi anche un po' sfruttare perché di fatto non confliggi mai, ma quando ci sono tante persone come da noi, 8 miliardi, più di 8 miliardi, concentrati poi tutti in poche zone, la gente al mondo vive in poche fasce, e poi i conflitti nascono per forza e il degrado ambientale poi pesa. Quindi quando vengo in questi posti che amo molto, perché come dicevamo prima parlando anche a tavola, questi posti che un tempo si chiamavano aree o realtà marginali, per me sono l'Italia vera, perché
sono la maggior parte dell'Italia, è fatta così, i paesi piccoli con poca gente, in realtà rurali, che spesso sono state un po' degradate. Quell'Italia lì rischia di perdere anche un po' dei suoi connotati se la montagna cambia faccia. Parlo per quella più in quota o anche per le montagne più famose, no? Per le Dolomiti. Poi le Dolomiti sono territorio UNESCO, no? Però solo fino a una certa quota, perché sotto ci stanno i paesi e naturalmente non potevano essere inclusi in quei parchi lì. Non ci siamo mossi tanto bene, dai, questo si può dire, insomma. Gli uomini non amavano la montagna, l'avevano sempre scavalcata. Una volta che l'hanno scoperta hanno fatto quello che fanno con qualsiasi cosa, la distruggono, la sfruttano, la degradano, la sviliscono in qualche modo. Allora, la nostra non è quella montagna sfruttata, da un lato fortunatamente perché noi non abbiamo un turismo di massa, non abbiamo avuto quegli sfruttamenti che sono anche gli sfruttamenti con le piste da sci, con le infrastrutture eccetera. La nostra è una montagna sicuramente di quota più bassa, una montagna vicina alla pianura. Noi qui siamo proprio sulla linea di marcazione fra quella che sono le prealpi che salgono a 1000 metri di quota dalla pianura, ed è una montagna che sembra di fatto negli ultimi 100 anni di storia dare assolutamente ragione a Mario Tozzi, perché alla fine le popolazioni nostre, che fino a 100 anni fa erano dell'ordine di 100, oggi sono ridotte a 10-15. Però sembrerebbe che oggi ci sia qualche indicazione di un ritorno alla montagna, in piccoli numeri ancora per il momento. Si parla di 100.000 persone che in Italia si sarebbero negli ultimi 4 anni trasferite verso la montagna. È una tendenza reale, in controtendenza rispetto a quello che abbiamo detto, oppure è da considerare solo un fatto di moda, di tendenza, di momentaneo? No, è una tendenza reale, perché si accoppia al fatto che anche rispetto alle grandi città come Milano, Roma e Napoli, le persone, laddove non possono andare in montagna, comunque se possono preferiscono allontanarsi dalla metropoli, quindi riscoprire per esempio a Roma la zona del lago di Albano, oppure dall'altra parte gli altri laghi o la costa, a Milano pure al lago, e a Napoli i Campi Flegrei, no? Cioè si cerca, c'è un po' un ritorno, anche direi più in Italia meridionale, dove certi borghi, anche delle città importanti come Taranto, ti concedono a un prezzo bassissimo le case nel centro storico, perché tu le ristrutturi entro un certo periodo. Vuol dire che un certo ritorno c'è. Se dura oppure no, questo lo vedremo, perché che cos'è che ti impedisce di tornare una volta abituato per esempio alla vita cittadina? Più che la scarsa, diciamo che la lentezza del collegamento, è proprio l'assenza di quello. Cioè, se io potessi vivere che ne so, ai Colli Albani, appunto località vicino a Roma, con un collegamento sicuro ferroviario che ti porta al centro di Roma, ma guarda che mi farei in 4 per andarci, sarebbe molto più comodo. E invece rischi che quel collegamento non è sicuro, non c'è sempre, e che poi magari anche il collegamento telematico non è all'altezza delle esigenze di oggi, no? Perché sappiamo che abbiamo bisogno di portare più dati, eccetera. Quindi si può facilitare questo, non so se durerà tanto. Io un po' ci conto, nel senso che però sarà molto difficile che noi ritorniamo a lavorare la montagna. Anche di questo ne parlavamo un po' prima. Faccio un esempio che non c'entra qui, ma è sempre di questo tipo. Prendo le Cinque Terre, che come sapete sono un posto di montagna, hanno le comunità montane, perché sono pur non montagne altissime, ma però sul mare. Alle Cinque Terre, prima che i Sapiens si insediassero, non è un insediamento tanto antico, c'erano foreste di lecci dappertutto e macchia mediterranea. Dunque quelle montagne erano belle salde lì. Quando arrivano i Sapiens e cominciano a viverci, Monterosso, Manarola, tagliano queste foreste di riccio, terrazzano tutto, con i muretti a secco, patrimonio immateriale, anzi materiale dell'umanità però disperso, e coltivano la vite e l'olivo. Dunque, stabiliscono un patto con la natura. Io mi spezzo la schiena per sistemare questo territorio, ci ricavo qualcosa per vivere, e il territorio con quella manutenzione nemmeno frana. Dunque ho sostituito i lecci con le mie attività, che possono essere più o meno, ma in quel caso diciamo abbastanza sostenibili, ulivi e viti. Quando questi posti sono diventati invece preda di turismo, oggi, guardate che a Cinque Terre ci sono 650 turisti per abitante, manco Venezia ce l'ha.
quel mondo crolla, perché tu con quelle rendite lì, ma di spezzarti la schiena sulle viti non te lo fa più, e manco sugli ulivi, non fai più manutenzione, il leccio non c'è più, la vite crolla, quella roba ricomincia a franare, come abbiamo visto nel 2011, nel 2014, nel 2021, regolarmente, è una regola. Tu stabilisci un patto col mondo naturale, io mi spezzo la schiena e in cambio c'ho questo. Come c'ho un'altra cosa, a Ischia la stessa cosa. A Ischia c'era terrazzamento, c'era cura, c'era la pesca, c'erano piccole attività di accoglienza. Quando il turismo è diventato così importante l'hai abbandonato e l'Epomeo, il monte di Ischia, che poi è un vulcano, frana regolarmente. C'è niente da fare. Quindi o tu onori quel patto, metto i castagni, poi rimanutengo, metto la foresta, levo i rovi, faccio tutto quel lavoro che si faceva un tempo, oppure devi lasciare spazio alla foresta, perché quella quel ruolo lo assolve, ma in quanto ricresce una foresta l'hai persi per sempre. Le montagne nostre, non tanto queste alpine, ma tutto l'Appennino, che voi se vedete è piuttosto spelacchiato, non è che sono nate così, quello l'abbiamo fatto noi. Abbiamo deforestato il deforestabile. Il suolo non si ricostruisce in tempi brevi, non ricresce, tu non ci lavori più, quelle o franano o diventano inutilizzabili ai fini dell'uomo. Ma vale anche qui. Spopolamento delle campagne. Se ripopoli solo i centri abitati non funziona, tu devi ripopolare pure la manutenzione che c'era in quota, sentieri battuti, eliminazione dei roveti e degli sterpeti, coltivazione del castagno, cioè cose che un tempo avevano un senso. Oppure devi ripristinare la faggeta o l'abetaio originario, ma non lo fai. Quindi capisco quando si parla un po' un grido d'allarme di questi ultimi tempi, ma anche da parecchio tempo, lo spopolamento delle campagne, come per esempio con causa del rischio idrogeologico. Sì, ma c'è una ragione molto precisa che è questa. Quel rischio idrogeologico, se tu lasciavi la foresta intatta, mica c'era. E se tu fai una mezza cosa, prima la sgombri, ci metti l'attività, poi le levi e ritorni però parzialmente, quella roba non funziona. E come appunto, ripeto, l'esempio dei Cinque Terre è quello più classico, perché c'è avuto due alluvioni, un sacco di morti, una di seguito all'altra, dopo 3 anni sei rimasto un attimo così, dici ma che ho combinato? Ecco, questo è combinato. Se trasformi quelle stradine di montagna, pensa che alle Cinque Terre la via Roma di tutte, 4 su 5 di quei centri hanno una via Roma, no? Come si usava nei paesi un tempo, sotto c'è il fiume, cioè l'hanno tombato, e che cosa vuoi che succeda? Quello ritorna su, insomma, invece un tempo quello era libero di andare, perché tu col cavolo che costruivi proprio a livello del fiume stavi sempre un po' più alto. Ma questa è la storia tipica delle nostre città, guardate Genova, nelle stampe del XVII secolo, Genova nelle valli non c'ha una casa, a Marassi, dove oggi c'è uno stadio che regolarmente si piglia 2 metri di acqua ogni inverno, sempre, non c'era niente, c'erano le paludi. Marassi, dal punto di vista etimologico, è la stessa radice di mapé, palude, è la radice francese, è quello proprio che significa. Tu ci fai lo stadio, ci metti le persone, insomma. Ecco, è un po' la storia nostra è un po' questa. E anche questo nostro territorio, queste nostre montagne, con l'abbandono umano, hanno subito di fatto questo patto che si era creato, questo equilibrio si è rotto. E ci sono, nel caso di un ritorno, possibilità, guardando all'uomo di oggi che non è l'uomo di 100 anni fa, delle possibilità di recupero di questo equilibrio, e nel recupero di questo equilibrio trovare un consenso ad un eventuale ripopolamento delle nostre montagne. Bisogna stringere un patto nuovo su che cosa si baserà oggi. Io non conosco bene queste realtà, dunque suppongo che la realtà economica, chiamiamola così per comodità, qui sia composta da diversi fattori. Uno potrebbe essere quello di un certo recupero turistico delle aree marginali, perché l'Italia c'è questo pregio qui, che dovunque vai c'hai caratteristiche importanti, anche se non c'hai il monumento di grande interesse, no? Perché spesso chi si muove per turismo oggi cerca magari più che il monumento, se lo può sempre andare a vedere, un'esperienza di vita in cui tu vivi un po' come quella regione lì. Cerco di spiegarlo meglio. Parigi, che è la meta mondiale più visitata, è il posto più visitato del mondo sostanzialmente, non ha un monumento più antico del 1200, e quel 1200 lì, l'abbazia di Cluny, è un pezzetto di muro, poca roba, per il resto è una città ottocentesca.
sotto l'ascella, come fanno loro. È come se ti vendessero un po' di essere francese. Magari a qualcuno interessa invece essere un uomo della Carnia, oppure di un'altra regione, oppure un veneziano, cioè gli potrebbe interessare questo. Siccome le realtà cosiddette marginali hanno una forte identità spesso, quella è una buona carta di presentazione. Però ci devi accoppiare anche una preservazione del territorio, perché ormai il turismo di quelli che si muovono e stanno a lungo e ritornano vuole il bollino di qualità ambientale, cioè vuole che in quel posto l'aria sia pulita, l'acqua sia pulita, insomma. Questa è una strada. L'altra strada è quella della piccola manifattura, di quello che c'hai, di quello che produci, e lì per manifattura intendo tutto, dal formaggio alle confetture, cioè quello che tu puoi dare sempre come elemento identitario di quel territorio e di quella popolazione lì. Allora, su questi presupposti qui, se c'è un buon collegamento, soprattutto diciamo così, di dati, ma anche un buon collegamento infrastrutturale, allora forse quello che ti dà un posto come questo è che stai finalmente un po' sereno, e questo è un valore. Però noi Sapiens siamo bizzarri, perché dei valori ci importa molto poco, mentre i prezzi ci importano assai, i valori siamo un attimo, e in quel caso lì si deve stringere un patto nuovo, no? Il patto nuovo sarà: conservo la foresta perché non è più il posto dove ci ho messo anche ma perché è il posto che uno va a visitare, ma conservo anche i suoi abitanti, perché sono quelli l'incontro con i quali può essere significativo. Faccio un esempio sempre di altri posti, così provo a spiegarmi. Io sono stato presidente di un parco nazionale dell'arcipelago toscano, per intenderci quello dell'isola d'Elba, Montecristo, eccetera, per 5 anni. E a un certo punto, ero a metà del mio mandato, un fotografo all'isola del Giglio fotografa una foca monaca e fa 1000 fotografie, perché sai, c'è quelle macchinette, quindi si vede poi che erano 2 in realtà, cioè un maschio e una femmina. Se io fossi un abitante di quelle isole che vengono tormentate d'estate ma abbandonate per tutto l'inverno, la prima cosa che avrei detto sarebbe stata: ma guardate, diciamo subito che qui la qualità delle acque è talmente buona che addirittura la foca monaca, scomparsa dappertutto, è tornata a fare l'amore qui. L'avrei venduto. Sai che hanno fatto? Hanno negato che quella fosse una vera foca monaca, per la paura che se fosse stata riconosciuta come tale sarebbe stato imposto un vincolo di area marina protetta. Ma si può essere più imbecilli? Ma io gliel'ho detto così come l'ho detto a voi adesso. In Grecia, alle isole Sporadi, hanno avuto lo stesso fenomeno. Si è rivista la foca monaca, gli hanno fatto il monumento. I pescatori la fanno salire sulle barche quando un tempo l'avrebbero considerata temibile predatore dei pesci che loro stessi pescavano. Si vedono foche monache che arrivano sui lettini dei bagnanti a prendere il sole. Ma questa è un'isola, di tutte e 4 le Sporadi, nelle altre manco si vede, eppure la gente ci va perché segue il sogno di poterla individuare. Capisci la differenza? Quelli hanno capito che era un sistema a proteggerla, quegli altri ci hanno avuto paura di poter cambiare qualche cosa che avrebbe portato maggiori vincoli. E lì ti sei giocato male le tue carte, perché poi alla fine che cosa c'hai? Posti marginali in cui per 3 mesi all'anno la gente assalta le spiagge, e non sta tanto bene, perché una spiaggia dove stai bene in 100, in 1000 ci stai male, non è che ti può piacere di più, è inutile che infrastrutturi che fai venire a fare altra gente. E poi per il resto dell'anno sono abbandonati, non c'è nessuno. E questo è un po' quello che succede in tanti altri posti italiani. Ma questa è un po' la parabola del turismo. Ecco, qui diciamo il problema non è tanto il turismo, lo dicevate voi prima, io penso che debba essere una risposta molto articolata qua alla sfida che ci pone il futuro, no? Per non spopolare, per non rimanere soli e senza attività produttive. Quindi si articola anche magari su quella domanda lì, ma si articola su quelle cose che dicevo a proposito di una certa manifattura, sulla qualità di vita che può essere significativamente migliore. Adesso ho scoperto qui prima, scendendo le scale, che esiste, non so bene in quale paese, uno stracchino, no, poi non si può chiamare stracchino, un formaggio salato, che già solo che me l'hanno detto così mi sono incuriosito. Ma che sarà mai? Potrebbe, ecco, per dire una cosa scema, la prima che ho sentito, che però mi dà un'assonanza, come dire, di curiosità, potrebbe essere una di quelle cose per cui poi ti muovi, no? Avete visto che
spesso in queste realtà c'è chi dice la ciliegia di Montefiascone, il vino sì, e poi magari diventano importanti per questa via, ma qui ce ne sono tanti, no? Il prosciutto di San Daniele, quanti maiali ci saranno a San Daniele? Ecco, è come il marmo di Colonnata c'ha 500 abitanti, ci avrà 250 maiali. Com'è possibile che c'è tutto sto lato di Colonnata in tutto il mondo? Ma c'è qualcosa che non funziona, no? Però diciamo che funziona a livello di marketing, ammesso che questo sia il nostro unico scopo. Io credo che i Sapiens, questa missione economica che per carità ci serve a tutti, non è che la vogliamo deprezzare, però l'abbiano troppo sopravvalutata. C'è anche una qualità della vita che ci serve indubbiamente, insomma, che non possiamo rinunciare. Ma questo riguarda i discorsi più generali sulla nostra specie, no? Chi siamo noi veramente? Che cosa cerchiamo in questo mondo e in questo universo? Sembriamo animali strani che non è che hanno capito benissimo qual è il loro posto, e purtroppo non lo fanno capire bene neanche gli altri viventi che sono attorno a noi e che in qualche modo ci sono indispensabili. In effetti questo è un territorio ricco dal punto di vista naturalistico, culturale, ma anche nella gastronomia, anche quel formaggio salato che si dice. Come si chiama questo? Allora, il formaggio salato è generico, c'è poi il formaggio asino, che poi, per dire anche quelle che sono le curiosità e le incapacità del marketing, la nostra agenzia regionale di promozione turistica lo promuove come formaggio d'asino. Ma pensate, una cosa meravigliosa. Ma scusa, vedi, già mi ha incuriosito questa cosa, poi hanno dei nomi, delle cose, uno poi ci fa una ricerca, mette in voce che magari lo facevano, insomma, può essere una sciocchezza, stiamo dicendo, però chissà quante ce ne sono di storie così. Asino in realtà perché viene dalla piede d'asino, ecco. Quindi non c'entra niente proprio con l'asino. Non avevo sospettato. Con l'asino, ecco, quindi c'è anche tanto pressappochismo nel promuovere una ricchezza che è tutta italiana alla fine, ma l'enogastronomia, dal prosciutto di San Daniele al formaggio. Faccio presente che non me ne hanno fatto trovare una tonnellata come avrei voluto. Ma noi non avevamo queste informazioni rispetto all'attenzione a questa prossima volta, se si ferma. E sì, assolutamente un territorio quindi ricco dal punto di vista enogastronomico, delle tradizioni poi. Un altro aspetto, prima parlavamo della neve, noi non l'abbiamo mai avuta, o nel momento in cui ce l'avevamo per noi era sempre il problema, perché dico banalmente da sindaco, quando nevica bisogna far uscire, come a Roma, bisogna far uscire lo spazzaneve ed ogni anno erano dei soldi. Il fatto che sparisca la neve per noi è più un vantaggio che non un danno, ecco. Ma il cambiamento climatico, che ormai è davanti agli occhi di tutti, è solo un folle può dire che non esiste, che è qualcosa che non esiste. Come potrà influire in questi rapporti fra la pianura e la montagna? Sono impostazioni che dicono ci sarà un ritorno alla montagna anche determinato dal clima, pianure invivibili certi periodi dell'anno. Questo, allora io ho un amico che conoscete sicuramente, si chiama Luca Mercalli, lui già viveva in quota, adesso si è spostato a 1600 metri perché dice guarda, ma era talmente tanto caldo, c'è una casolare, anzi l'ho illustrato proprio in una delle ultime puntate di Sapiens, siamo andati a fare un'intervista dove cerca di fare tutto in maniera rinnovabile, cioè si è alzato ancora a 1600 metri. Solo in Italia esiste un'occupazione dei litorali come c'è da noi, da parte degli stabilimenti, è incredibile. Ultimamente sono stato ospite a Lignano e a Jesolo. La prima cosa che io ho raccontato, ma basta, ancora stabilimenti, non conosciamo più la spiaggia come dovrebbe essere libera, perché abbiamo esagerato, ecco, vedi come sono i Sapiens, sì, qualche stabilimento, no, noi tutti a rotta di collo stabilimenti dappertutto, è un po' troppo. Peraltro Lignano gode della sua famosa sabbia d'oro a causa dei fiumi che gli portano i sedimenti, non è che viene da un'altra parte quella sabbia lì, quello è il tagliamento e altri fiumi, quindi poi le correnti la ridistribuiscono e tu ce l'hai lungo la spiaggia, quindi se tocchi i fiumi poi vai a toccare pure le spiagge e ti tocca fare a pagamento quel lavoro che il fiume fa gratis, cioè ripascere la spiaggia.
poi non lo ripasci mai bene, perché non è che tu puoi pigliare un camion di terra e buttarlo sulla sabbia di un certo posto, devi studiare la granometria, studiare la mineralogia, metterci esattamente quella spiaggia, non ce ne puoi mettere un'altra, perché quell'altra non è in equilibrio, se la porta via subito il mare o viene degradata subito dall'erosione, non lo puoi fare. Ma i sapiens sono così, sono avidi divoratori di futuro, non riescono a dire vabbè, sai che c'è un certo benessere, l'abbiamo raggiunto, consolediamo, abbiamo sempre di più vogliamo avere, ma guarda che quel di più che vuoi avere lo devi levare a qualcun altro, ormai 8 miliardi di individui, oppure devi depredare fortemente quella che è la tua assicurazione sul futuro, cioè il mondo naturale. E lì parlavi di amministratori prima, e qui ne abbiamo conosciuti qualcuno. Agli uffici tecnici dei comuni anche piccoli io non ci metterei mai un architetto, un geometra, un ingegnere, ci metterei un naturalista, uno che ti dica guarda che qui le cose in natura funzionerebbero così e da sole funzionerebbero bene. Farei la stessa cosa anche nelle grandi opere che si vogliono fare sul nostro territorio, ivi compresi gli interventi sui fiumi. Qui ancora non abbiamo capito che un fiume più lo lascia in pace meno danni fa. È incredibile se non ci pensi. Ti racconto questa storia. Sono stato qualche tempo fa a Monaco di Baviera e mi hanno fatto vedere l'orgoglio naturalistico della città, che è il fiume Isar, è il fiume della città. Ma io me lo ricordavo perché ero stato a Monaco tantissimi anni fa e c'erano le alluvioni, quindi non erano molto contenti. Monaco fa 1,5 milioni di abitanti e il fiume gli passa in città. Ora mi hanno detto, guarda che da 2000 noi qui le alluvioni non le conosciamo più. Dico, ma riportatemi a vedere l'Isar, completamente cambiato. Avevano levato gli argini, avevano smontato gli argini, fatti interventi di ingegneria naturalistica, che nemmeno si vedono, ripulito il fiume perché era inquinato. Il fiume non esce più fuori dagli argini tranne una volta, ma prima usciva fuori ogni anno. Ci fanno il bagno a Monaco, ci fanno il surf. Io ho detto, ma che grande idea! Dove l'avete presa? Ah, in Italia. Gesù, da quale fiume? Dal tagliamento. Ma dico, ma state parlando sul serio? E dice sì, quello è il fiume più naturale d'Europa. Quindi ci siamo regolati così. Poi vengo qui e c'è qualcuno che sul tagliamento ci vuole fare la schiacciamento, la diga da una parte, cosa dall'altra, non hai capito niente. Bravo! Dice, c'ho il problema della tisana. Ora, sì, lo capisco, e forse pure di Lignano, insomma, capisco, perché, però la tisana sta nel posto più sbagliato possibile. Perché l'hanno messa lì? Veramente incredibile sto fatto. Già c'ha le sue opere, no? Come sapete. Non vi preoccupate, ho già litigato con tutti i sindaci della Tisana da tanti anni. L'ultima, ma scherzosamente, no? Perché io vado lì, faccio i servizi e dico buttate giù questo, poi via un colpo, dice ma come mentre l'acqua in casa, guarda che hai messo le case nel posto sbagliato. Quando ci stanno l'acqua e le case nello stesso posto, nel posto sbagliato ci stanno le case, non l'acqua. Bisogna che tu te ne convinci culturalmente prima, poi magari decidi di non fare niente uguale, ma lo devi sapere che tu stai nel torto. Cioè quando tu ti muovi male sul territorio, non puoi pensare di condizionare il territorio perché poi le cose ti tornino, perché non ti torneranno mai. Il territorio rubato al fiume, quello prima o poi se lo riprende, punto. È una legge di natura. Non potrai mai fare tutte quelle opere, a meno che non decidi di fare un muro dove nasce il tagliamento a pieve di Cadore, dove, insomma, dal Cadore fino giù di 10 metri d'altezza dalla parte e dall'altra del fiume. Ah, se lo vai. Quello è il fiume più bello d'Europa, con tutto quel suo letto che qualche volta è 2000 metri, con tutti quei reticoli intrecciati. È un posto in cui viene la gente per andarci sopra, per vederlo, per goderselo. E tu stai lì a pensare se devo fare il vasche di laminazione, il cemento armato. Un pensiero del genere ti dovrebbe portare ad assumere sostanze stupefacenti per tutta la vita per dimenticarlo. Come deve vedere? Ma non lo dico io faccio il geologo, diciamo un po' me ne interesso, ma tanti geologi con cui ho condiviso questo pensiero che mi hanno fatto notare, sì, ma tu hai guardato
guarda che il tagliamento è stato ad esempio pure per la riforma dei fiumi della Ruhr, per esempio l'Esker, 5.000 km², tutto rimesso a posto in maniera naturalistica, in Svizzera, in Francia, stanno rinaturalizzando i fiumi, ed è una cosa che devi fare. Se non vuoi il danno del fiume lo devi lasciare libero di esondare dove non fa danno, e se poi tu costruisci nel letto del fiume dappertutto non c'è manco più un posto libero, abbi pazienza, hai sbagliato proprio del tutto il modo di porti rispetto agli elementi naturali. Il fiume è come la spiaggia, come la linea di costa, un elemento dinamico del territorio, non sta fermo, c'è niente da fare. Tu pensa che il Po ha portato i suoi sedimenti fino sopra la verticale di Trieste e dietro fino a ritornare verso Torino, tante volte nel corso della sua vita, e ha sfociato da nord a sud con un centinaio di chilometri di ventaglio. Il fiume Giallo in Cina si è fatto quasi 1.000 chilometri di cambiamento di foce, vuol dire che sono elementi dinamici del paesaggio, non li puoi costringere. Certo, ormai ci stiamo noi, cerca di essere il meno rigido possibile, e tu che fai? Sulla voce del fiume ci metti gli stabilimenti balneari, la spiaggia, e poi pretendi che quella roba stia ferma. Non può essere. Sono conti sbagliati, non so come dire. Troverai il modo di difendere gli abitanti e la città di Latisana in una maniera più dolce per il territorio, perché ci guadagnano tutti. Ma può essere mai che il destino del fiume più naturale d'Europa è legato a quel destino lì? Quello è un errore tuo, lo devi risanare tu, senza influire sul resto. No, a fine come gli altri fiumi italiani, che sono quasi tutti. Che pena vedere il Tevere dopo la diga di Corbara, è un rigagnolo di qualche metro, poi riprende piano piano. Ma perché riprende? Non perché si piglia le piogge, lì c'è la diga, perché i fiumi vivono con la falda, cioè con quell'acqua che gli arriva dal terreno. La stessa cosa fa il tagliamento, alimentano e drenano quelle falde, sono sistemi dinamici complessi, non devi, meno li tocchi meglio è. Ma anche le spiagge, e dai che mettono scogliere, pennelli, moli, perché qui conservano, secondo loro, questi sono i gestori dei lidi, secondo loro se io metto un pennello in un certo punto c'è un attrezzo di cemento perpendicolare alla linea di costa, ho salvato la spiaggia. No, tu hai salvato quel pezzettino di spiaggia in cui ci sarà un po' d'accumulo, ma subito a valle ci avrai erosione, quindi quello lì che farà? Faccio pure io il pennello, benissimo, dove la porti? Un po' più su. Poi quando abbiamo fatto il giro ripartiamo dall'altra parte. È un'ignoranza senza fine dei sistemi naturali, la mancata comprensione di come funzionano, non ne hanno un'idea. Al di là della bruttezza paesaggistica uno può discutere, c'è a chi piace il ponte sullo Stretto di Messina, però è proprio una questione di non aver compreso come funzionano i sistemi naturali. I sapiens si vogliono, quando mettono radici, vogliono che tu risponda al loro ordine. Buoni così, ma i sistemi naturali non sono fatti così. Quindi rapporti che vanno in quello che determina la natura, sostanzialmente senza curarsi tanto dell'uomo alla fine nei suoi equilibri, coinvolgono però anche rapporti fra quelle che sono comunità che possono avere interessi diversi, interessi che sono interessi di certe parti della collettività, chi vuole realizzare lo sbarramento, chi vuole realizzare il ponte, chi vuole rispondere ad un certo interesse piuttosto che ad un altro, tutto questo di fronte ad una natura che più o meno in certe situazioni, per il momento abbastanza spot, ma comunque tutte dello stesso tipo di tendenza, dà dei segnali incontrovertibili. Dove arriveremo in una estremizzazione probabilmente di questi segnali della natura, dettata anche dall'evoluzione del clima, un clima che estremizza i fenomeni, un clima che ci vedrà con le estati sempre più torride, un clima che ci porrà di fronte a scelte, a situazioni ancora adesso imprevedibili. Ma qua ci vuole l'astrologo, io
non ci vuole la palla di vetro davvero per saperlo, però una cosa la sappiamo, insomma, che i cambiamenti che abbiamo, diciamo così, inflitto al nostro pianeta in superficie sono significativi per i viventi, per il pianeta no, naturalmente la Terra fa un mestiere solo, se ne frega di quello che succede, direi che è irrilevante. Ma dal punto di vista nostro, che cosa rischiamo di compromettere? Intanto il nostro benessere, nella parte ricca del mondo almeno, cioè quella nostra. Nella parte povera comprometti pure le vite, C'è gente che si sposta perché in quei posti non ci può più stare. Metti conto che tu sei un tranquillo coltivatore di riso pakistano e se il livello del mare ti si alza e nella risaia c'entra l'acqua salata, difficile che coltivi ancora. Metti conto che tu sei un simpatico agricoltore magrebino e se ti arriva la duna del deserto sul campo coltivato, insomma, non è che ci puoi fare tanto, devi andare via per forza. Fenomeni migratori ormai sono quasi tutti del clima che cambia, se levi quelli che migrano per questioni politiche o di guerra, no? Che sono circa il 25, vogliamo dire il 30%, tutto il resto è gente che migra per il clima che cambia, sono 240 milioni in giro nei prossimi 30 anni, quasi tutti a incrociare nel Mediterraneo, è un problema. Ma i sapiens sono fatti così, non si preoccupano delle conseguenze delle loro attività perché quello che ne hanno in cambio, cioè sostanzialmente l'economia, è così soddisfacente da permettergli di costruire un mondo in cui quello che contano sono le cose. Quante cose c'hai? Esisteva un libro tanto tempo fa, un piccolo libretto, veniva pubblicato da Stampa Alternativa, nessuno ha mai saputo se questo libretto è veramente quello che dice di essere oppure se è stato fatto apposta, perché sarebbe il diario di un capo samoano, Tuiavi di Samoa, dopo un viaggio in Europa alla fine dell'Ottocento, inizio del Novecento, cioè a dire uno che è venuto a visitare noi, bianchi, e quando è tornato indietro ha fatto una relazione alla propria popolazione. Si chiama Papalagi. Papalagi è il nome con cui i samoani chiamano l'uomo bianco. Quando ritorna lui dice: ho fatto un bellissimo viaggio, però mi raccomando, vieto a tutti di andare in quel posto, perché la gente vive dentro dei cassoni di cemento tutti quanti compressi e pensa che si sposano senza essersi visti nudi prima. Rimaneva colpito da questa cosa. E poi sono ossessionati da pezzi di metallo lucidati a cui riservano una venerazione come a un dio, cioè il denaro. E vogliono possedere più stuoie di tutti gli altri, perché siccome lì la cosa importante è la stuoia, non posseggono altro, ecco che raccontava di come le cose hanno schiavizzato i sapiens, non sono i sapiens che hanno utilizzato le cose. Mi è venuto in mente questo, racconto questo episodio quando questa primavera sono stato in Amazzonia e allora ci siamo infilati sul Rio Negro, l'abbiamo risalito fino a Manaus, che è l'ultima città importante, poi c'è la foresta ancora poco compromessa. Ho incontrato un capo indio che si chiama Gui. Indio, come sapete, era il nome che noi colonizzatori davamo a coloro di questi che poi si convertivano in qualche maniera, dunque vivevano in Dio. Questa è la radice etimologica. Allora dico: poi vivi una giornata con me nella foresta? Viviamo una giornata nella foresta. Vabbè, quindi l'incontro fra me, figlio prodotto della società occidentale, e uno figlio prodotto di una società tradizionale, come si chiama. Prima di entrare nella foresta dice: adesso cominciato a battere le mani su un albero dove c'era una specie di mammellone che era un formicaio, sono uscite fuori tutte le formiche. Lui ha cominciato, si è fatto praticamente il bagno, dice: fai pure tu. Mi seccava un po' per queste povere formiche, però l'ho fatto perché l'acido formico ti leva un sacco di odori, ti disinfetta, e dunque nella foresta non sei più sentito dagli altri viventi come una minaccia, sei qualcosa che fa parte, anche se è un odore strano ce lo continui. Vabbè, andiamo. Dopo un po' dice: c'hai fame? Dico: ma sì, andiamo a caccia. Dico: no, a caccia no, dai, insomma già sto attento a mangiare la carne, c'erano delle specie di capibara che loro prendono. Vabbè, faremo un po' di pesca. Dico: facciamo un po' di pesca, non si può fare altrimenti. Butta sta rete, pigliamo sti pescioni amazzonici, fa un fuoco che nemmeno
Dice, vuoi un po' di frutta? Dice sì. Dico, però qua io non la vedo la frutta, foresta è tutt'altro. Lui prende una specie di kensia, cioè presente quelle piante che spesso abbiamo noi, la intreccia tutta, ci fa una specie di anello, se lo mette sui piedi e con questo sale sulla palma, fino a 30 metri, ci avrà messo 40 secondi, riscende con un carico di frutta, perché il macete quello ce l'aveva, poi è nudo, c'ha un perizoma e basta. E mangiamo sta cosa, dico, Madonna, ma veramente sono contento di... Dico, ma se ti serve qualche cosa, come fai? Ah, dice lui, facciamo così, io prendo quello che ho, dico, che c'hai? Fate l'agricoltura? Dice, sì, piantiamo un po' di manioca, ma agricoltura noi non la facciamo, raccogliamo. Prendo tutte le cose che ho, le porto davanti alla tribù vicina e le lascio su una stuoia, poi me ne vado. Quelli prelevano quello che gli serve e mi lasciano quello che mi possono dare e noi ce la portiamo lì. Dico, ma fate il baratto? Dice, sì, ma il denaro è solo il tuo, che mi serve solo per delimitare il pezzo di foresta che mi appartiene, altrimenti me la portano via, perché c'è questo problema che gli portano via pezzi di foresta perché loro non possono dimostrare che era loro, invece con i soldi possono assegnarselo perché loro da generazioni, e demarca la terra. Adesso Lula ha permesso che si facesse di nuovo questa pratica che era stata interrotta da Bolsonaro. Quindi quei denari ci fa questo. Ho detto, scusa, però adesso tu sarai pure contento, ma i figli tuoi, ecco, me l'ha fatti vedere, saranno mica contenti, ma loro sono liberi. Dici, qui c'è la barca, Manaus è a 2 ore, se vogliono andare vanno. E non ci vanno, non ci vanno. Ma la televisione, ma il telefonino, ma per partorire, ecco, guarda, e mi ha fatto vedere un pezzo del fiume dove le donne vanno a partorire in acqua. Dico, vabbè, ma se stai male? Dice, guarda, mi fa lui, stai male te, perché mi sentiva che io c'avevo un po' di raschietto. Aspetta, va lì con un macete, va vicino a una pianta e leva fa tutta una bottiglia, la pista tutta bianca, me la spalma sul petto. E io ho respirato come Antonio Go in Ratatouille, non so se qualcuno ha visto quel film, quando gli portano la Ratatouille che ritorna bambino, la stessa cosa. Dico, cazzo, questo è il Vicks Vaporub che... Io ho detto, ma come si chiama sta pianta? Vixia. Era quella, capisci? Ho passato la giornata con lui, ha preso i miei soldi, perché io questa cosa l'ho filmata, l'ho mandata in onda in trasmissione, ha fatto altri non so quanti chilometri di limitazione, l'ho salutato, mi è parso felice naturalmente. Allora, quando hanno visto questa trasmissione, sai, sui social c'è un po' di discussione, dice, vabbè, ma campano poco. Intanto non è vero che campano pochissimo, campano un po' meno di quanto campano i brasiliani, ma comunque molto più a lungo e oltretutto, diciamo così, abbastanza sani, nel senso che non contraggono malattie devastanti come certi nostri tumori o cose del genere. Ma poi, caso ha voluto che la donna più longeva al mondo, 122 anni, è della foresta amazzonica. È morta qualche anno fa, ma quando sono andato a cercare notizie ha vissuto così. Quando vai a trovare i centenari in Sardegna, e quelli vivono molto in quella maniera lì, prendiamo la Barbagia di Seulo, questi posti qua vivono molto in questa maniera qui. Ora, non è che c'è il mito del buon selvaggio, io figure sono tutto comodo con le mie cose, non rinuncerei, cioè mi sembra una cosa. Però un altro punto di vista te lo devi mettere in testa, cioè non ci sei solo te con l'idea tua dell'economia, della cosa. Loro l'economia non la conoscono, cioè tutto quel giro che c'è tra la sua cattura del pesce e la nostra industria del pesce è saltato. E lui mangia lo stesso pesce che ho mangiato io. Ma tutto quel giro che genera l'economia non c'è, è azzerato. Quindi rispetto alle risorse loro sono assolutamente sostenibili. Ti dico solo che ha riparato la ferita che aveva inferto all'albero per levare quell'intruglio che mi aveva messo sul petto, cioè ci ha rimesso la corteccia, cioè stanno molto attenti a questo. Appunto, ripeto, non è che domani mi trasferisco in Amazzonia e nessuno esce da qua con un senso di colpa enorme, non c'è motivo, perché il mondo è questo, noi stiamo qui. Però è pure vero che ogni tanto qualche domanda su altri punti di vista ce la dobbiamo pure fare, no? Più che altro, che cos'è che mi spaventa? È l'intensità che ci abbiamo messo in questo assalto alle risorse, la velocità e l'intensità. E siamo tanti, quindi quello lo senti. Era partito questo discorso per dire come
assorbito in termini naturali. Credo che sia in qualche modo una lezione, non per rifare quello che, ma per capire che forse non è che il nostro punto di vista sia il migliore di tutti e che sia produttivo a lungo termine, che io comincio a dubitare. Questo uomo dell'Amazzonia, sicuramente espressione di una comunità dove sono ancora in pochi, sono isolati, tutto questo, però fa pensare in qualche modo a come potevano essere, non nello stesso contesto, evidentemente, ma in un contesto molto diverso, i nostri nonni, i nostri bisnonni, che avevano sviluppato un rapporto di conoscenza con la natura, con tempi, modi, relazioni che noi oggi abbiamo completamente perso, e probabilmente anche certi tipi di impostazione, per quanto supportati da una conoscenza scientifica molto più alta di quello che potevano avere loro, sicuramente alla quale potevano attingere, però oggi questo dato di perdita, io dico in 50 anni probabilmente abbiamo perso il sapere acquisito negli ultimi 5.000, diventa un grande limite, forse non più recuperabile. È più probabile che quell'uomo dell'Amazzonia verrà assorbito dai nostri modi che non il contrario. È quasi sicuro, però loro hanno anche un certo orgoglio, nel senso che se tu riesci a fermare la deforestazione perché sappiamo che non ci conviene, e poi loro rimangono a vivere tranquillamente. In una foresta pluviale nessuno muore di fame, mentre in una savana sì, perché l'acqua non c'è lì. È vero che tu pensi che la nostra felicità non dipenda solo dal non morire di fame, ma loro hanno una scala di valori con la quale tu, in quanto sapiens, secondo me sei obbligato a confrontarsi. Qual è la sua scala di valori e qual è la mia? Io penso che come uomini dovrebbe avere più o meno le stesse, e noi è molto evidente che in cima a questa scala di valori ci abbiamo messo altre cose. È proprio quella confusione fra prezzi e valori che loro non conoscono, perché i prezzi non ce l'hanno sostanzialmente, hanno solo i valori. Poi ti dico quante altre cose mi ha insegnato su come si tracciano cose che per vivere nella foresta. Naturalmente è una cosa complicata, se mi lasciassero a me una giornata in quella foresta da solo sono morto, non vado da nessuna parte. E anche la relazione con gli altri viventi è piuttosto interessante, perché lì non ci sono soltanto le prede, ci sono pure i predatori, ci sono i giaguari, ci sono le pantere, non è che sono predatori degli uomini, ma insomma ci sono c'è un pericolo, ci può essere lì, no? di varia natura. Loro lo accettano come un sostanziale compromesso per avere una vita libera, quello che mi diceva lui almeno. Poi sai, su quanti dunque in Amazzonia ci sono forse, non mi ricordo se 160 o 180 etnie, questi parlano tutti due lingue, perché quelli non sono mica dialetti, sono lingue proprio, hanno una velocità di mente che io non li vedo proprio. Già con me parlavano in portoghese, ma poi hanno le loro lingue che sono almeno un paio per ogni tribù. Cioè quei ragazzini nascono sapendo due lingue, sappiamo bene che c'è qualche ragazzino bilingue, sa come diventa più veloce quando nasce così, cioè non sono per niente stupidi. Sai, quando i portoghesi colonizzavano il Brasile, dunque entravano anche nel Rio Negro eccetera, erano rimasti stupidi e hanno fatto: oh, ma questi lavorano solo 3 ore al giorno e poi si riposano tutto il giorno. Chiamali scemi, direi io. Questo facevano. Invece per noi, figli già di quel capitalismo commerciale, il lavoro è una specie di divinità a cui devi sacrificare tutto il tempo, perché poi in cambio ne hai un valore, uguale prezzo economico, vivi eccetera, no? Per loro era diverso, loro lavoravano perché serviva, infatti coltivano pochissimo, quel poco di manioca, il resto non li ho visto fare nemmeno il pane, perché non è che ci stanno i cereali, fanno una farina di manioca con la quale fanno ste frittelle, ma insomma ecco un po' un surrogato è questo. È interessante, poi vivono in questo villaggio che è fatto da tutte case che convergono sullo stesso cortile, saranno una quarantina di persone, dunque non tanti, dunque uno solo guarda tutti i bambini, perché ce l'hai tutti a cerchio, e poi i maschi fanno le loro cose, le femmine fanno le altre. Io ho chiesto pure, dico: ma tu sei il capo? Sei un dittatore spietato? Io ho detto: dice, no, guarda, io amministro solo i rapporti con le altre tribù e basta. La giustizia è amministrata per conto proprio, nel senso che se succede qualche incidente il riconoscimento della responsabilità è il primo fatto, non della punizione come da noi, no? Al punto dell'eccesso della pena di morte, no? Che dice: vabbè, io voglio godere nel vedere morire
anche capirlo, ma non sana nessuna ferita. Per loro invece è più importante che la giustizia, quella ferita che si è aperta e che è inevitabile, sia in qualche modo ricucita con l'impegno del colpevole. Cioè impari delle cose che forse sono anche naturali, in qualche modo, che noi un po' abbiamo dimenticato. Ma lo ripeto, non è per vagheggiare il mito del buon selvaggio, sai, io non lo scambierei il mio gusto, cioè sono troppo comodo dove sto io, mi fa troppo piacere, però limitare un po' gli impatti, quello forse lo dobbiamo fare. Ecco perché mi arrabbio del tagliamento. C'è un posto straordinario che è anche una calamita turistica, che è un retaggio di naturalezza che tutta Europa ci invidia, e te stai lì a pensare come ci devo mettere la costruzione. Francamente è una cosa che insomma ti lascia depresso, insomma. E se vedi questi altri posti nel mondo dici no, mamma mia, insomma, un paese bellissimo, potrebbe essere il nostro, molto più bello di quello che anche addirittura è, no? Se ci pensi. Peraltro l'Italia è il paese, mi è venuto in mente quello di prima, è il paese che noi riteniamo il più bello del mondo, in questo siamo nazionalisti abbastanza, però non è il più visitato, e ci sarà una ragione. Non è un caso che prima di noi visitano la Francia, la Spagna, la Cina, gli Stati Uniti, e poi arriviamo noi. Appunto, ripeto, Parigi al massimo che ti vende l'abbazia di Cluny per territorio antico, evidentemente ti dà qualche altra cosa. Ecco perché ritorno al ruolo delle cosiddette aree marginali, perché lì quella cosa gliela dai. Se io volessi dire come vive un italiano, preferirei andare sui Peloritani piuttosto che a Palermo, quasi quasi, o in Appennino invece che a Roma. Adesso lo dico estremizzando. Roma è, come Venezia, una città d'arte che tu godi in quel modo lì, ma il romano dove è andato a finire come il veneziano? Io manco lo so più. Se tutto il centro è somministrazione, accoglienza e souvenir, dove sono finiti quelli che lì ci vivevano? L'identità, cioè romana o fiorentina? C'è molto poco. Invece in questi posti c'è, la trovi. Io credo che li riscopriranno. Già adesso molti che vanno in altri posti vogliono vedere questi qui piuttosto che non gli altri, invece che gli altri. Tornando al nostro sapiens, il sapiens della foresta amazzonica e il sapiens occidentale, categoria alla quale apparteniamo noi. Allora, due spunti: siamo più liberi noi, anche nel rapporto, tornando al tema nostro, ritorno alla montagna, è più libero chi è per certi versi costretto a stare in città, o è più libero chi sceglie di trasferirsi in montagna accettando tutti quelli che possono essere i disagi che si trovano venendo a vivere in una realtà di montagna? Però bisogna intenderci se noi siamo così attratti ancora oggi da questo concetto così un po' astratto e alto di libertà, perché sono sicuro che nessuno di noi che vive la sua vita, diciamo anche con una certa routine, si senta così incatenato, ma forse non si pone nemmeno il problema di sapere se è veramente libero. Mentre nella discussione che facevo con voi veniva fuori che per lui quel concetto era importante. Poi lui lo associava alla naturalezza, come dicono loro, e quindi io non so se sono in grado più di fare un ragionamento di questo tipo qua, perché le cose mi condizionano, come è naturale che sia, e sono figlio di questa società dei consumi, evidentemente non è che posso essere tanto altro. Posso fare delle scelte più oculate perché magari mi informo, ma insomma mi costano fatica e denaro, dunque uno ci pensa sempre, no? Io per esempio a Roma utilizzo la bicicletta, che a Roma è veramente interno all'otto, perché sapete che ci sono i San Pietrini, che c'è un traffico micidiale, ci sono pure i 7 colli, quindi diciamo non è proprio il posto, ma ci faccio quasi tutto. È diventato, diciamo, anche un modo per fare un po' di movimento, no? Che altrimenti in città fai difficilmente. Mi sento libero in bicicletta, per esempio, quella è una sensazione che ho, perché decido io e non dipendo quasi da niente, si ripara con nulla, costa poco. Però non sono sicurissimo di avere chiara l'idea che noi come sapiens dovremmo essere liberi. I primi sapiens, 250.000 anni fa, 200.000 anni fa, quest'idea della libertà, diciamo diversamente declinata, un po' ce l'avevano, tant'è vero che siamo stati dei formidabili migratori, noi dall'Etiopia sostanzialmente, qualcuno dice pure dal Sudafrica, ma insomma dall'Africa siamo andati muovendoci per tutto il mondo. Guardate che quel mondo è grosso, e ci siamo mossi di fretta, colonizzando tutto. Prima di noi c'erano usciti i sorci, i ratti, scusate parlo alla romana,
i lupi, le scimmie, gli orsi, pochi animali avevano colonizzato tutti gli devo tornare ai dinosauri per trovare qualcosa di quel genere là. Quindi siamo stati avventurieri, non so come dire, molto, in qualche modo, aderenti a un concetto di libertà. Noi andiamo dove vogliamo, mettiamo le nostre tende dove vogliamo, sfruttiamo il territorio dove vogliamo, buttiamo quello che ci pare e poi ci spostiamo. Questo abbiamo fatto. Questo è durato fino ai cowboy. La filosofia del cowboy è quella: mi muovo, mi tiro un cavallo, ho un'arma, ho una vanga, sparo a quello che devo mangiare, magari coltivo qualcosa, c'è una miniera, la sfrutto, butto tutto e mi sposto. Questo funziona e dà pure un senso di libertà fino a che non ci sono altri cowboy e fino a che non ci sono gli indiani, perché poi a un certo punto trovi pure quelli. Ma noi ci siamo inventati che quegli indiani lì non erano i veri proprietari di quei territori, ma eravamo noi. Tu pensa, quando sono arrivati i portoghesi in Amazzone hanno detto agli indios che stanno lì da 11.000 anni, dice guarda questa foresta è la nostra, quelli hanno detto scusa? E però noi avevamo l'acciaio, avevamo le armi, avevamo i cavalli, avevamo le malattie. Come sapete la maggior parte delle colonizzazioni sono avvenute per via del fatto che noi portavamo malattie a cui loro non erano assolutamente pronti. Ma un semplice raffreddore sterminava centinaia di migliaia di persone. Raffreddore, dico. Non tanto il vaiolo, eppure gli abbiamo portato tante altre cose. Quindi direi che quelle cose sono cambiate molto. La filosofia del cowboy oggi non è più possibile da mettere in pratica. Una cosa l'abbiamo fatta, ci rifletto sempre, perché da un lato c'è il cowboy, no? O se volete il prototipo dell'uomo capitalista, che è Robinson Crusoe, abbiamo letto tutti, no? Che fa Robinson? Il libro di Defoe quanti anni c'è? 2 secoli e mezzo, mi ricordo, 3 secoli. Arriva su un'isola deserta e è deserta per definizione, lo dice pure lo scrittore. Prima cerca di costruirsi una capanna, non ci riesce tanto. Allora va cercando una grotta. Quale grotta sceglie? Ma guardate, andatevela a rileggere perché è così davvero. La grotta più grande che c'è. Cosa cavolo ci fa? Che è solo la più grossa. Lui vuole la più grande. Poi siccome c'ha paura, non si sa bene di cosa, fa una serie di ostacoli per mascherare l'ingresso della grotta e dall'ultimo mette una specie di fune in modo che possa entrare e uscire solo lui. Ma chi ci deve entrare e uscire? Non ci sta nessun altro. Il giorno dopo va a caccia perché l'archipugio gli è rimasto e spara a tutto quello che vede. Ma è lo stesso scrittore che gli fa dire a un certo punto: aspetta un momento, ma se io sparo a tutto poi a un certo punto non mi rimarrà niente. E dunque lì si ferma, è l'unico momento che c'ha di aspetta. Poi trova un barilotto di orzo, ne coltiva 6 acri. Che ci deve fare che c'è solo lui? E infine quando trova l'unico altro vivente, un nero, venerdì, lo chiama venerdì, con la scusa di emanciparlo, di liberarlo, in realtà lo schiavizza. Questo siamo noi. Noi siamo quel modello lì. Guarda che quel razzismo interiore ce l'abbiamo tutti, ma io per primo. Per non dire di quelli che commentano il fatto che un musulmano nato in Africa possa diventare sindaco di New York. Ce l'abbiamo tutti questa cosa qui, non ti puoi tirare indietro. Io però ho visto anche un altro film, cioè che sarebbe anche un altro libro, non so se l'avete visto, si chiama Castaway. Questo film vede come protagonista Tom Hanks. Che gli succede a Tom Hanks? Che sta su un aereo di pacchi, perché è della Federal Express, che precipita su un'isola. Muoiono tutti, c'è solo lui. Stessa cosa dunque, uno su un'isola deserta. Lui è grasso, con maglioni, cioè l'isola è tropicale, insomma, per farla breve, è costretto a vivere lì. Capisce che tutto quel materiale, tutti quei pacchi che sono le nostre merci, no? La nostra vita quotidiana, che sarebbe perduto perché non li hai consegnati, può avere una seconda vita, materia prima seconda, come ragioniamo noi oggi, almeno i più bravi di noi, sui rifiuti. E quindi trova un paio di pattini da ghiaccio. Che cosa ci deve fare sull'isola deserta? Prende i lacci per assicurarsi un 1000 bolle sulla coscia che si era ferito, la stringe forte. Poi con il pattino si specchia e vede che c'ha un ascesso a un dente. Con lo stesso pattino, facendo tutta una serie di cose, si colpisce per farlo saltare via, sennò sarebbe morto di infezione.
sfrutta un vestito di tulle per pescare i pesci. Capisce questo, tant'è vero che quando va via alla fine conta gli oggetti che usa per costruirsi la zattera. Non l'avrebbe mai fatto prima, avrebbe preso, deforestato tutto. No, conta, mi servono 18 di questi legni, e ne prende 18 e addirittura risparmia sulle liane che potrebbe staccare, perché nel carico arrivato c'erano anche dei VHS, sapete, le vecchie videocassette, le strappa e usa quello per annodare la zattera. E infine, per farla partire, perché quest'isola c'è la barriera tropicale attorno, quindi deve aspettare il vento favorevole, ma mai sarebbe riuscito a superarla questa zattera se non avesse usato una vela. E che cos'è questa vela? È un angolo di un bagno chimico che lui tiene giù e solleva quando arriva il vento. Ho pensato che in questa evoluzione da Crusoe a Hanks qualche cosa l'abbiamo capita, cioè che non puoi più muoverti in quel modo lì, ti devi muovere in un'altra maniera, recuperando, riparando, riciclando, stando attento, curando, che è una cosa che però mi sa che è rimasta in quel film lì, perché quello che vedo attorno non è in questo senso qua. Noi possiamo fare tutte le nostre buone pratiche, no? Per conto nostro, cerchiamo tutti, immagino tutti voi, di fare il più possibile, stiamo attenti. Siamo diventati bravissimi noi italiani nella raccolta differenziata, molto bravi. Se io l'avessi detto 20 anni fa non avrei mai creduto di arrivare a certi livelli. Bene, siamo diventati bravi in energie rinnovabili, il 40% dell'energia elettrica italiana è prodotto oggi per vie rinnovabili. Bene, benissimo, ma sul resto pensa che c'è ancora a chi gli fanno paura i lupi, ma pensa un po', mica qui, no, perché lui è impaurito, capito? Come tutti gli amministratori vedono il lupo e gli pia un colpo. E dai ragazzi, il lupo è un animale che con l'uomo non ci vuole avere niente a che fare, se ne sta per conto suo, e se preda, giustamente preda, la preda più facile. Che dovrebbe fare secondo te fra una pecora e un cervo con le corna? Quale scelta dovrebbe fare? Ma stavo dicendo a tavola e gli ho fatti inorridire dove sono andate le due ragazze, eccole là. Gli ho detto: ma che la pecora è un animale? Ma mica penserete che la pecora è un animale che esiste in natura? Guarda, mi hanno guardato un po' così. Dice: ma neanche la mucca? Manco la mucca, ma manco il maiale. Quelli ce li siamo inventati noi. Cioè, quegli animali hanno un capostipite naturale, per esempio una pecora è un caprone. Noi però l'abbiamo selezionata in almeno 11.000 anni per ottenere un animale che ha due zampette così, gli zoccolini così, non c'ha un artiglio, un dente acuminato, un corno, niente. Fa latte, carne e lana. Questo è un animale inventato da noi, non ha difese. È chiaro che il lupo vuole la pecora, ma se ci metti un recinto elettrificato e i cani da guardiania con il collare e tu risiedi nel posto, col cavolo che si avvicina. Basta con questa storia dei lupi. Pensate che è morto da poco Fulco Pratesi, no? Che era un mio grande amico. Lo sapete che a Fulco gli dicevano che lui era andato paracadutando i lupi in Appennino? Ma secondo voi un lupo si fa paracadutare e poi dopodiché come se lo leva quel cavolo di paracadute? Ma guardate che abbiamo inventato delle sciocchezze senza fine. Il lupo in Italia non è stato ripopolato per niente, scordatevelo. L'orso in Trentino ce l'hanno rimesso, ma già c'era. Ma i lupi qui ci sono arrivati da soli a partire da un nucleo appenninico che negli anni 70 era di 200 esemplari. Oggi sono diventati 3-4 mila. Tutto da soli, solo perché li hai protetti. Non toccate il lupo. È un formidabile regolatore degli ecosistemi. Stavo raccontando che nel parco di Yellowstone, il più grosso parco americano, lì è un parco senza città, vicino dunque. Negli anni 20, nel 1926 per la precisione, avevano sterminato tutti i lupi. Cioè, ti rendi conto la follia del Sapiens? Non è che gli dava fastidio, non c'è nessuno lì vicino. Li avevano ammazzati tutti, perché il lupo è il demonio. A un certo punto, dopo 80 anni, all'inizio degli anni 2000, hanno visto che il parco c'aveva dei problemi. Aveva un rischio idrogeologico enorme, senza motivo, non si capiva perché. E una proliferazione di ungulati, cervi, dagni, cerbiatti, eccetera. Come è possibile questo fatto? Rimettiamo i lupi. E hanno rimesso, mi pare, una dozzina di lupi. In 10 anni gli ungulati si sono regolati, dunque c'è una popolazione equilibrata. Sono tornati i castori, hanno ricostruito le loro dighe. Certe piante sono ricresciute, perché prima si mangiavano tutti gli ungulati, e il rischio idrogeologico è cessato. Cioè il lupo è un fattore di stabilità idrogeologica. Il lupo.
funzionano così le cose nella scienza della vita. Tu non te ne rendi conto subito di quanto è utile un altro vivente, ma quello utile è. Quanto siete incazzati con le zanzare? Parecchio, no? Addirittura in certi posti portano, anzi la zanzara è l'animale che al mondo uccide più sapiens, più di tutti, la zanzara. Ma di 3.000 specie di zanzare, solo 3 o 4 sono quelle che hanno le malattie gravi, no? La malaria e altre cose. Ma anche quelle sono tutti formidabili impollinatori notturni. Se non c'è le zanzare, non c'è manco tutta una serie di piante. Oltre ad essere la base dei cicli alimentari, che vogliamo fare? Vogliamo sterminare? E a pensarci bene, chi è più utile all'ecosistema? Il sapiens o la zanzara? Mettila così, se non ci fossero i sapiens, quali viventi andrebbero in insofferenza? Se non ci fossero le zanzare? O addirittura gli insetti? Non ci saremmo proprio nemmeno noi. Quindi chi è più importante? Almeno saperlo. Ecco. C'è probabilmente, forse, chissà, sfera di cristallo sempre, un disegno della natura nel medio-lungo periodo per eliminare i sapiens? No, io ai disegni già non ci credo, ma poi non c'è nulla di intelligente in quello che è successo qui con la vita sulla Terra. Non è che mirava ai sapiens l'evoluzione, no, ci mancava solo questo. Siamo talmente imperfetti. Tu pensa a quanto noi da una certa età in poi soffriamo di dolori articolari. Se eri un animale perfetto, quella roba non ce l'avevi. È che la stazione retta ancora non l'abbiamo digerita, ancora ci dà fastidio il ginocchio, l'anca, perché non l'abbiamo ancora, non abbiamo ancora sviluppato quell'evoluzione che ti permette di tenerla, o rimane siena ancora, no? Tutti figli di quella roba lì. Poi siamo diventati super predatori, no? Che oggettivamente lo siamo, ma guarda che canini che abbiamo, che super predatore sei, fa ridere. C'hai 9 metri di intestino, davvero pensi di essere un carnivoro? Insomma, i carnivori hanno gli intestini corti perché la carne è tossica, prima la elimini meglio è. Dunque non siamo certo un esempio di Cesare alla perfezione. Tu pensa agli occhi che hanno le seppie, i polpi, altro che i nostri, ha una roba di una complessità straordinaria, e che tu sei capace a mimetizzarti da qualche parte, nudo come sei, a diventare come un polpo o come un camaleonte, ma non ci vedo proprio. Che corri veloce come un cane, ma no, siamo largamente imperfetti. L'evoluzione non tendeva decisamente all'uomo, è andata così perché poteva andare in 1000 altri modi, chissà come andrà domani. E se ci pensi, i più antichi viventi di questo pianeta sono rimasti uguali a se stessi, cioè virus e batteri, non sono cambiati. Quello il virus non c'è manco DNA. Che cazzo di animale sei? Manco si può dire che è un animale. È uguale. 3 miliardi e 800 milioni di anni a oggi. Uguale. Dice, vabbè, ma un virus è proprio scemo. Ah sì. Tu sei sicuro che SARS-CoV-2 era scemo? E come mai vi ha messo 8 miliardi e più quanti siete tutti in casa? È lui, Cioè, un virus di RNA ha costretto 8 miliardi di sapiens dentro casa. Secondo te è scemo? Perché i virus sono formidabili decifratori di codici, cioè lo sanno che c'hanno davanti. Non potrei dire che lo vedono. Loro riescono, con la loro grande velocità di replica, a trovare una replica che si adatta bene e meglio all'ambiente che c'è. Vi ricordate al tempo di Covid si sentiva, dice, speriamo che la prossima mutazione non sia così sfavorevole a noi. Secondo te deve essere sfavorevole a lui? È scemo? Certo che era favorevole a lui e sfavorevole a noi, per forza. Io lo dicevo, mi invitavano pure, dico, ma che dite? Ma come potete mai pensare che la prossima forse ci dice bene? È sicuro che ci dice peggio, perché lui trova nuove, perché è un decifratore di codici. Lui lo sa che ti metti la mascherina e ti vaccini, deve trovare un'altra via, se no finisce lì. Non tutti i virus sviluppano sta roba. Per esempio Ebola, che è micidiale, come sapete, c'è il 90% di mortalità, però è una strategia che non funziona, perché quando uno c'ha l'Ebola gli saltano tutti gli organi, è una massa di sangue, dunque nessuno gli si avvicina e lui finisce così. Pensa se Ebola diventasse respiratorio,
SARS-CoV-1, un altro coronavirus, aveva fatto qualche focolaio epidemico in Asia, ma non tanto di più. Come ti infettava SARS-CoV-1? Col colpo di tosse lo saluto, no? Che c'è circa 2 metri di gittata. È un buon sistema. Quando tossite o sternutite non pensate che siete voi, No, è quello il virus che sta cercando la sua maniera di occupare un altro corpo. Se è un raffreddore non ce ne frega niente. Chi è che si piglia le medicine per il raffreddore? Nessuno. Abbiamo trovato la convivenza. Poi i virus arrivano, ti fanno il raffreddore, tu starnutisci un po', poi si riproduce, basta, fine. E quindi è più epidemiologico. Con SARS-CoV-1 quasi, perché una volta che tu scopri che tossisci e starnutisci, dici, oddio, sto malato, fammi mettere la mascherina, tossisco così, sto a casa. SARS-CoV-2 ha pensato, perdonatemi dico pensato, ma è un virus, quindi considera che i virus certi biologi non li considerano manco viventi, ha pensato che ti poteva infettare col droplet, col respiro. È vero che è più corto, ma tu non lo sai che sei malato, lo fa prima dei sintomi e non è un genio. Starei molto attento quando maneggiamo concetti come l'intelligenza. L'intelligenza è una caratteristica della vita, non c'è bisogno del cervello. E quelli sono stati veramente in gamba. Un decifratore di codici, ma l'hanno sempre fatto i microorganismi. Pensate al periodo della peste, hanno fatto delle cose, non ve le starò a raccontare, ma straordinarie, però sanno benissimo quello che fanno. E sono animali rimasti uguali a se stessi, animali, sono viventi, rimasti uguali a se stessi, uguali, come erano fossili 3 miliardi e 800 milioni di anni fa, uguali. Quindi non è che tanto che noi oggi siamo così evoluti, abbiamo tutta sta roba qui in mano, cose eccetera. Non è quello che fa la differenza nella scala della vita e noi siamo frutto di un caso. Casualmente una nostra mutazione genetica è più adatta di quella di un altro all'ambiente. Dunque tu sei favorito, ti riprodurrai di più, piano piano tutta la popolazione sarà. È come col collo delle giraffe, no? Le giraffe all'inizio c'erano tutto il collo corto. Ogni tanto ne nasceva una col collo un po' più lungo, ma poverina, doveva brugare a terra, la savana. Quando però l'ambiente di savana viene sostituito dalla foresta, quella che aveva il collo un po' più lungo mangia di più, si riproduce di più, riproduce più figli col collo lungo. Alla fine tutte le giraffe hanno il collo lungo. Ogni tanto ne nasce anche oggi una col collo corto. Ma dove va? È sfavorita. Un domani deve essere cambiare l'ambiente, ma quello che ci regola è solo puramente il caso, la mutazione genetica. Poi lasciamo stare, diciamo, la parte divina, ognuno crede quello che vuole, ma dal momento in cui la vita c'è a oggi tutto si spiega scientificamente. Come è nata la vita, quello è un altro discorso. Ma non mi sono allargato però, anche perché era un certo ora che fare qua. Io pensavo che andavate a dormire tutti presto, che solo io romano facevo le ore piccole. Invece no. No, qui vanno lunghi gli incontri. E un ultimo spunto e dopo lasciamo un po' di spazio per le domande, che sicuramente è un'occasione ghiotta quella di avere qui Mario Tozzi. È una domanda personale al Sapiens Mario Tozzi. Da uomo di scienza, esclusivamente di scienza, ricercatore del CNR, diventa uno dei più importanti, dei più conosciuti divulgatori scientifici. Quindi nella divulgazione, nella capacità di divulgazione ci sta anche un potere da un lato, una responsabilità dall'altro lato. Com'è il percorso di Mario Tozzi da scienziato puro, possiamo dire, ricercatore, al divulgatore scientifico che ha la funzione di mediazione di fatto della conoscenza? È come l'evoluzione che ho detto prima, dettato dal caso. Non è che c'è stata una scelta o niente di questo genere. Chi fa lezione in un'università come facevo io sostanzialmente sta su un palcoscenico, tutti i professori sono un po' attori, no? Ma anche nelle scuole non c'è bisogno che sia all'università. Quindi quella cosa mi piaceva, parlare con il pubblico, questa è la cosa che mi piace di più ancora che fare la televisione, questa è bella, vedi le facce, quello che ride, quello che piange, quello che russa, è una cosa che, insomma, è bella, questa è la cosa che è bella. Quindi a me questo piaceva. Poi però casualmente mi è capitato, adesso non starò a raccontare, ma insomma, mi piaceva scrivere, quindi scrivevo degli articoli di recensione di libri scientifici. Esisteva una rivista che faceva solo recensioni, una rivista di Torino, di cui conobbi un redattore per caso e disse: ma no, ma abbiamo dei libri geologici, non li vede nessuno. Li lessi e feci delle recensioni che piacquero, quindi cominciai a fare, ma era l'unica cosa che facevo. Poi questi libri divennero degli articoli, prima per il manifesto, quando c'era, c'è ancora il
questo effettivamente. E poi oggi per la stampa, dove scrivo ancora ormai da tantissimi anni, ecco un articolo uscito proprio stamattina, se qualcuno l'ha comprato il giornale, proprio sul clima effettivamente. Quindi è stato un po' per caso. Invece l'incontro con la televisione pure per caso, perché avevano comprato una marea di documentari della Terra e non sapevano come commentarli, perché manco li capivano. E lì casualmente quello stesso che mi aveva fatto venire a questa rivista stava lì e faceva, era un etologo, dunque guardava i documentari etologici, diceva ma vieni a vedere questi documentari, dico, ma che venga a vedere? Sono andato a vederli, ho detto mamma mia, però sono interessanti, e ho cominciato a raccontare a quelli che mi stavano dicendo, qui si vede questo, ma ho detto aspetta un attimo, mi hanno caricato su una specie di semovente, diciamo, un pezzo di palco semovente, e mi hanno buttato in diretta. Perché Geo in Geo era la prima trasmissione a cui ho partecipato, la conduceva appunto Licia Colò, era in diretta, quindi mi hanno buttato là dentro e mi hanno detto va a documentare e dopo lo commentiamo. Ecco, è molto il caso, come per tutti, il caso regola la nostra esistenza, insomma. Però mi è piaciuto, mi sono divertito, piano piano il CNR mi ha dato questa mansione, più che quella di continuare a fare ricerca, che ho abbandonato progressivamente, e adesso peraltro andrò in pensione tra un anno, perché ormai è pure arrivato il tempo, e quindi dedico di più a queste cose perché sono divertenti, e per quello che riguarda lo scopo, cioè la responsabilità, questa è vera, però non posso neanche più sopportare quello che si sente in giro, perché questa finta democrazia del sapere data dall'approvvigionamento nei social è veramente letale, perché arriva quello che come unico titolo di studio c'ha il battesimo, che ti viene a raccontare che ha visto un video su YouTube in cui si dice che quella cosa è fatta in un certo modo. E tu che hai studiato per 40 anni gli devi pure rispondere. Cioè, ci rendiamo conto, ma non perché la mia autorità, è semplicemente che io quello l'ho fatto per mestiere. Tu non sai nemmeno come si cerca una fonte. Quindi, quelli proprio che sono proprio, insomma, si può anche usare, Umberto Eco come sapete usava parole terribili per questi dei social, parlava di legioni di imbecilli, e io invece penso che siano anche persone che magari sono impaurite, molto spesso tu c'hai paura di uno che ti dice, sai, guarda che la crisi climatica, dici, madonna mia, non lo voglio sentire, guarda che inquina, no, Dio, ma che devo cambiare la macchina, è chiaro che sono cose che non sono piacevoli, però ci sono invece quelli proprio provocatori o addirittura gli odiatori, no? Che ogni tanto ti vogliono trascinare in qualche discorso. Allora io ho deciso una cosa, ditemi se sbaglio, che con i piccioni a scacchi non si gioca, perché non conoscono le regole, gli piace fare la cacca dappertutto, buttano per aria tutti i pezzi e poi se ne vanno via impettiti come se avessero vinto. Ecco, sta roba qua io non la rifiuto, per cui mi dico sempre domani mattina mi collegherò, sperando che funzioni il collegamento, con Agorà, e appunto loro mi dicono sempre, dice attenzione perché guarda, io non ho bisogno di apparire, ho la mia trasmissione, le mie cose. L'altro ieri è uscito un mio libro che vi invito a comprare, che parla proprio di tutte queste storie, comprese quelle amazzoniche, si chiama Caro Sapiens. Ecco, per cui ne parlerò domani mattina da Agorà un po' prima delle 9, alle 8:30, e lo domando sempre, ma non perché voglio eliminare il confronto delle cose, il confronto gli scienziati lo fanno sulle riviste scientifiche e nei congressi, non fanno in televisione, metto a confrontare la televisione non c'ha nessun senso, quindi lasciamolo stare, vediamo il risultato del confronto e casomai discutiamo su quello. Ma è come per la crisi climatica, gli scienziati ti dicono che dovresti ridurre le emissioni, poi è la politica che lo deve mettere in atto, non è che lo fa lo scienziato può nulla, però vorrei politici che mi parlassero chiaramente. Cioè che mi dicessero, guarda, riconosciamo che gli scienziati hanno ragione, non c'è dubbio, però noi non possiamo caricarci questo peso, perché non è sostenibile economicamente. Lo capirei, è un ragionamento meno ipocrita, più autentico. Invece no, quello che fanno è dirti, ah ma chissà se è vero, c'è quel tale scienziato che, ma scusa, su migliaia di scienziati tu mi citi l'unico che magari c'ha un dubbio, per carità, può sempre avere ragione, ma fai conto che io chiamo al capezzale del mio amico malato 100 medici, 99 mi dicono di operarlo, uno c'ha un dubbio, secondo te che faccio? Sono queste cose che ormai sono diventato da vecchiaio, sono invecchiato troppo, mi sento che proprio non ce la posso fare, mi sono irrigidito, un tempo sarei stato più elastico, ma però magari
magari gli avrei pure menato, invece adesso no, la mettiamo così un po' più sul leggero. Grazie. Bravo. Bene, allora lasciamo un po' di spazio a qualche domanda, magari facciamo un po' di luce in sala, se Mezza riusciamo luce in sala, sì. a rendere disponibile un microfono. Ma sono bellini, Ah, dai. c'è pure qualcuno sotto i 60, ma strano però. No, dai. Prevalenti quasi quelli sotto i 60. Ne ho visti due, almeno due li ho visti. Bene. C'è qualcuno che vuole fare qualche domanda al nostro Mario Tozzi? Sì, allora, buonasera. Tre suggestioni sul nostro territorio. Allora, dopo la seconda guerra mondiale diciamo che il bosco ha preso i suoi spazi che prima erano occupati da quello che era la pastorizia prevalentemente o comunque lo sfalcio, specialmente in montagna o comunque nella collina. No? Questo riprendersi spazio è una cosa da vedere positivamente o meno. Seconda cosa, in molte vallate i versanti sono molto ripidi e molto scoscesi, quelle montagne lì sono destinate a venire giù, sicuramente. Quindi capire come vedere anche a lungo di questo territorio che ha una fragilità intrinseca. E la terza cosa, l'hai accennato prima, i grandi carnivori che sono tornati e che appunto creano un dibattito abbastanza importante. Come dobbiamo vederlo? Come una risorsa o come una minaccia? Ecco. Ma il rimboschimento in Italia è un fenomeno importante rispetto a quel periodo lì. L'Italia si è rimboschita, purtroppo non solo di foreste di pregio, perché quello che abbiamo perduto sono le foreste di pregio, cioè le grandi abetaie, le grandi faggete, quelli erano i boschi primari nostri e purtroppo spesso sono stati sostituiti dalle pinete. Ora non c'è niente contro la pineta, ma un conto è una faggeta secolare, un conto è una pineta che dopo un certo punto funziona molto male. Quindi bisogna vedere che tipo di bosco si è ricostituito. Ed è una buona cosa se tu quella montagna non la usi più. È meglio che ci sia il bosco, perché almeno la mantieni. I versanti ripidi, se non c'è niente sotto, è certo che franano, ma è anche giusto così, purché non ci sia un danno. Non mi metterei a tenere in equilibrio un versante troppo ripido, se non evitando di intervenire per farci un'infrastruttura. Se invece serve, naturalmente ti devi proteggere, ma in certi posti è anche complicato farlo, perché devi mettere reti, buronature, far saltare pezzi di console. Sono interventi anche pesanti, dipende. Ci sono, per esempio, il Trentino, che è la regione più franosa d'Italia, è anche quella che ha meno vittime, perché c'è meno persone veramente, ma anche perché certi fenomeni avvengono dove appunto non c'è nessuno. Per quanto riguarda i carnivori, guardate che, a parte i carnivori, ma chi sarebbe che voi lo sapete che l'orso viene considerato un carnivoro? Secondo voi quant'è la carne nella dieta di un orso? Lo dico io, il 20%, ma se fa male? E la gran parte sono carogne, quindi non arrivano manco per niente, nel senso che non è nemmeno un predatore in senso stretto, tantomeno preda l'uomo. E il lupo sono regolatori dell'ecosistema, dunque fino alla saturazione del territorio, cioè fino alla possibilità che gli dà il territorio, vanno bene accetti. Non è che ci sono altre soluzioni, che vogliamo andare a sparare ai lupi come si faceva un tempo. Dice quanti saranno i lupi, cresceranno in maniera esponenziale. Questo te lo può dire solo un ignorante. Nessuna popolazione cresce in maniera esponenziale. C'è una curva che si studia nei corsi di etologia che ti dice che a un certo punto, arrivato all'equilibrio col territorio, la popolazione si stabilizza e basta, non è che cresce all'infinito. In Trentino hanno un problema perché loro, che sono così, hanno pensato che gli orsi potevano essere 50 su un territorio che ne può sostenere 300. Non funziona. Certamente arriveranno a quell'equilibrio. Quindi tu non puoi decidere che la popolazione è quella che decidi tu, lo decide il territorio quanto è la popolazione. E certo che forse avresti dovuto non farlo partire per niente il progetto Ursus, che è quello che li ha riportati nel 2000 proprio. Ma li ha solo riportati
riportati, perché lì ci sono sempre stati, li hanno sparati tutti. Poi c'è l'Abruzzo dove un centinaio di orsi vivono da secoli con la popolazione, senza nessun incidente mai, se non per gli orsi. Quindi hai sbagliato proprio a gestire, insomma. Quindi i grandi carnivori servono, come vi ho raccontato di Yellowstone, è la stessa cosa da noi, tengono per esempio sotto controllo la popolazione di ungulati, qui da noi soprattutto i cinghiali. Ma un lupo che trova le pecore, il cinghiale non lo preda, se non trova le pecore vedrai che si attacca pure al cinghiale. Insomma, vorrà dire che ogni tanto ci sarà una pecora sbranata. Si parlava prima del fatto che i lupi che entrano in un ovile sterminano le pecore. Guardate che questo è un punto importante etologicamente, perché il lupo, come tutti i predatori, ingaggia con la preda una conversazione di morte, così si chiama. Sceglie la preda più debole, più vecchia, più giovane, più magari ferita, esattamente quello che fa il virus, dico fra parentesi, l'abbiamo visto con Covid, i più anziani. Quindi con le sue prede naturali questa conversazione c'è. Lui va verso un branco di cervi, c'è un cervo che si mette lì con le corna dritte e non scappa. Lui quello non lo preda, gli mostra sicurezza. Ce n'è uno che scappa, segue quello. Finisce lì. Con le pecore, che scappano tutte, perché non sono abituate al rapporto con la preda, visto che col predatore, visto che l'abbiamo inventate noi. Lui è disorientato, preda quello che trova, ne morde una, ne ammazza l'altra, ne scozza una, poi in realtà se ne mangia al massimo una. È vero che ne ferisce tante, o ne uccide pure, ma è colpa nostra, non sua. È la stessa cosa della volpe con le galline, la stessa. Che non c'è più sono animali inventati da noi che non hanno più quel rapporto col predatore, non ce l'hanno mai avuto, gliel'abbiamo nascosto e difesi dai predatori per 11.000 anni. Questi non lo riconosco, che cavolo è un lupo? Io sono abituato al cane che mi si struscia. È esattamente questo il problema. Insomma, sono veramente, a parte che come sapete la maggior parte dei danni ne fanno i randaggi, su cani. Si vede subito, qualsiasi veterinario ti vede il danno del lupo, il lupo ti scozza e basta. Quelli che mordono dappertutto, quelli sono i cani. C'è la coscia ferita, la cosa tanti morsi, non è un branco di lupi, è un branco di cani. Quando l'hai fatta secca e basta, quello è il lupo. Ma lo sanno, insomma, è abbastanza noto. Non vi fate pigliare da questa sindrome del controlupo che torniamo a Cappuccetto Rosso, è veramente una cosa che fa ridere. Se non facesse piangere, cioè, insomma, siamo a questi lupi. Come dicevamo prima, il lupo simboleggia il demonio, è proprio l'essere cattivo. L'agnello di Dio, il lupo. Ma guardate che è così. Quello l'agnello è andato a scegliere. Proprio l'animale più. Perché appunto non l'abbiamo inventato noi. Non esiste in natura. Quindi vi prego, questa storia dei lupi, non vi fate pigliare da queste ansie. Io poi rivedo già gli amministratori, oddio c'è il lupo. E il lupo se ti vede per strada passa, sai dove schizza via? Un animale più elusivo che c'è, ma con una grande forza di branco. Ma intelligente, resistente, può imparare un sacco di cose dal lupo. C'è un signore qui giù. Buonasera, in relazione al ritorno alla montagna, no? Noi abbiamo qui vicino un caso abbastanza particolare, ci sono delle vallate del Silisia eccetera, che fino al 1600 non c'era nessuno, poi ci sono state delle condizioni particolari, sono state abitate da migliaia di persone e negli anni 50 si sono trovate a spopolare, adesso non c'è nessuno di nuovo, no? E io facevo una riflessione, anni fa è venuto, mi ricordo, da noi un signore che si faceva chiamare Pecora Nera, nel senso che lui in Carnia, non so se magari lo conosce, è tornato a vivere all'interno di uno stabolo, quindi di 700 metri quadri in pendenza, e lui predicava la vita, diciamo, come se era una volta, quindi viveva solo di quello che faceva a stavolo, avanti così, non mangiava neanche le galline finché a un certo punto però io non mangio gli insetti, allora io do gli insetti e le galline e poi io mangio le galline, no? per dire il suo modo di pensare. Però ha fatto tutto questo ragionamento dicendo sto facendo questa vita, ma alla fine lui ha confessato che vive coi soldi delle conferenze che fa in giro e dei libri che vende, no? Perché mi
porta questo caso di psicopatico. No, voglio dire, la conclusione è, ok, il ritorno alla montagna sarebbe una bella cosa, cioè, diciamo come teoria sarebbe una bella cosa, ma secondo lei come facciamo lei dice, giustamente lei dice, io sto benissimo, una persona della mia comodità, eccetera, come potremmo fare a far sì che al di là del malessere, magari del vivere della città, ci sia un'attrazione di nuovo verso certi tipi di vita che fosse magari un po' faticosa? Secondo me la risposta è una sola, un passo indietro. Cioè bisognerebbe che noi fossimo in grado di fare un passo indietro dai fiumi, un passo indietro dalle foreste, un passo indietro dalle montagne, e poi a quel punto, quando in qualche maniera li hai un po' tesaurizzati, allora rifarsi avanti, ma non in massa, farlo per quell'esigenza lì, e quindi vivere accanto, non so come dire, sapere che c'è da qualche parte un cuore selvaggio che batte, che tu tuteli e conservi, ma che non hai bisogno di invadere o di vedere per forza, perché tanto i frutti li vedi nelle aree circostanti, un po' quello che fanno i parchi, no? Io penso che la nostra risposta di fronte a tutte queste cose, compresi pure gli eventi naturali, è un passo indietro. Abbiamo fatto tanti passi in avanti, troppi, ora bisogna fare qualche passo indietro. Ci costerà qualcosa? Sì e no, nel senso che non si parla di grosse rinunce, no? Perché non è che domani torniamo all'età della pietra, insomma, francamente, non è credibile, no? È un minimo di riconoscenza che più conservo quel mondo naturale, più potrò conservare pure le mie attività economiche, perché se no mica ce l'avrai, molto semplicemente. Ci sarà. E poi è un sentiero obbligato, perché siamo diventati tanti. Poi il problema di questo pianeta è che ci sono 8 miliardi di sapiens, la popolazione della Terra si assesterà intorno ai 10-11 e poi non crescerà più, appunto, la linea della cosa. E quindi, però ci dobbiamo arrivare, e altri 3 miliardi di sapiens mica lo so come reggono su questo pianeta. Reggono solo se la disuguaglianza è forte, cioè se qualcuno ha tutto e qualcun altro non c'è niente, perché sennò non reggono. Se tu dovessi ridistribuire, non è che domani possiamo vivere tutti a livello di consumo degli americani, no? È impossibile. Ci vorrebbero altri 3 pianeti, non ce l'abbiamo. E che vi siete scatenati? Io pensavo che volevate andare a dormire. Hai detto che andava, mi hai detto, ma sti polentoni vanno a dormire presto. Questo hai detto. No, a proposito proprio di questo, volevo chiedere, tornando al ragionamento fatto prima del litorale, che ognuno protegge il suo pezzettino di litorale per preservare la sua attività economica a scapito del pezzettino dopo che verrà eroso. Cioè, ci sarà un momento poi in cui ci dobbiamo rendere conto che questo è un ragionamento miope e che non ci porta da nessuna parte, cioè appunto anche per stabilizzare un po' la popolazione, per fermare questa colonizzazione. Come lo immagina lei? Come avverrà? Solo con un grosso trauma, perché i sapiens si muovono solo su grossi traumi, se no non c'è. Ma tu guarda quello che hanno fatto in Romagna. Cioè hanno venduto al mondo un mare che fa cagare. Io lo dico pure a loro, non è che mi vergogno di dirlo. Come hanno fatto? Un'operazione sublime di marketing. Dice vado al mare in riviera. Come al mare? Ma dove sta il mare? Che fa schifo. Gli hanno venduto tutto il resto. Come fai a pensare che quella roba va in crisi? Non ci va. Ci andrà solo quando ci saranno degli elementi di trauma molto forti, come è successo spesso nella nostra storia, perché è difficile che i sapiens si condannano all'estinzione, no? 8 miliardi di una specie prepotente, prevaricatrice, quando mai non è possibile. Qualche popolazione tradizionale, quelle sì, ne sono schiantate tante, ma il complesso dei sapiens no. Ci sarà un momento in cui però le crisi, per esempio quella climatica, perché c'è un ragionamento da pensare. Noi saremo unici nell'universo? Uno dice, ma come? Probabilmente no, ma quelli che studiano queste cose dicono chi sta dietro di noi nell'espansione dell'universo, perché l'universo si espande, no? A partire da un'esplosione iniziale. Quelli che stanno dietro di noi, dunque più giovani, e non hanno sviluppato le tecnologie per mettersi in contatto, non possiamo sapere se ci sono oppure no. Quelli che stanno davanti non li vediamo, o perché noi non abbiamo le tecnologie
tecnologie adatte a loro sono molto più avanzate, oppure perché nel loro mondo loro non ci stanno più, comunque essi siano. E perché non ci starebbero più? Le risposte che si danno agli scienziati sono due: o perché hanno fatto una guerra fino al punto di sterminarsi, l'ipotesi nucleare sul nostro pianeta per dire, oppure perché qualche elemento ambientale è stato letale, per esempio il clima. Non so se noi andiamo incontro a una roba di questo genere perché nessuno li osserva, appunto ci guardiamo attorno e non vediamo altri pianeti abitati. Dove cavolo stanno tutti gli altri che ci dovrebbero essere nell'universo? Però se c'è qualcosa che ci dice che magari non li vediamo per una ragione, quella ragione è traumatica. Non ci sono altre spiegazioni per quello che riguarda gli scienziati, sapete, di Iraq, quelli che studiavano questa roba qui, dicevano quanti altri mondi abitati ci potevano essere. Dicevano che ce ne potevano essere diversi. Poi sono 60 anni che guardiamo lo spazio, non c'è nessuno. Dove stanno tutti quanti? Che c'era un'ultima domanda, forse ecco una signorina di giù. Sì, io mi pongo una domanda sulla quantità delle risorse che ci sono sulla Terra. A me piacerebbe, e un pochino in realtà lo sto facendo, limitare un po' l'agricoltura intensiva, l'allevamento intensivo e privilegiare per esempio la raccolta, quindi le erbe spontanee, le cose che trovo nel bosco, scaldarmi magari con la legna del bosco, fare un piccolo orto e quindi avere diciamo, un po' più di sussistenza, un po' più simile diciamo, all'amico selvaggio dell'Amazzonia. Ma se tutti facessero così, basterebbero le risorse per tutti? È complicato questo perché si tratta di uno sminuzzamento senza fine, che è quello che i Sapiens facevano all'inizio della loro storia, perché erano molti di meno. Quando nascono le città già questa cosa crolla, no? Perché hai subito una sovrapproduzione di cibo, ma anche la possibilità di stoccarlo e dunque di garantirti un'esistenza. Questo, diciamo, l'agricoltura di sopravvivenza, come sapete, è praticata da molte popolazioni, non ultima quelle che ho visitato io adesso, ma in tanti altri posti del mondo. Ma per nutrire tutta sta gente ci vuole qualche cosa di più. Purtroppo l'agricoltura estensiva e gli allevamenti intensivi hanno un costo ambientale molto pesante, che quasi tu non te ne accorgi. Tu pensai ai mais. Campi di mais ci saranno, immagino, qua attorno. I mais sono tutti F1, sì, lo sapete. Cioè le piante di mais sono tutti cloni. Spero che lo sappiate che senza l'uomo quel mais non si riproduce. Cioè i frutti qua e l'altro per fecondarlo là sotto, se non ci sono gli uomini, è una pianta che abbiamo inventato noi come la pecora. Ma se entri in un campo di mais, non vedi un insetto, non vedi un rettile, non vedi un mammifero, è un deserto, pur essendo verde. Questo è un po' l'agricoltura estensiva oggi, c'è questo tipo di impatto qua. Quindi per noi sì, anche pensa che a Roma pure si fanno gli orti romani, gli orti di cortile, gli orti di condominio, uno cerca, un po' simbolico, qualcuno che sta da solo addirittura una serie di ortaggi si riproduce eccetera, ma ovviamente questa risposta è molto singola, molto diciamo, quale per una persona, per una comunità difficilmente può essere messa sulla scala dei nostri processi che sono tutti ormai industriali. È una risposta che ha un senso secondo me, quando riesci ad avere la possibilità di metterla in pratica. Se poi c'hai una casa isolata e la coibenti bene, ti fai la tua energia per via rinnovabile, quasi il tuo impatto è quasi zero alla fine, cioè lo riduce moltissimo. Ma non lo possiamo fare in tutti, in tanti. Forse tanti sì, ma non tutti. Non è che ci ho risposte su questo, la risposta a queste domande non ce l'abbiamo. L'importante è secondo me che quando usciamo di qua stasera, per dire, ci siamo fatti 2 domande in più, abbiamo visto un po' le cose, abbiamo pensato magari ai nostri figli o ai nipoti, su che barca li lasciamo, che pianeta gli restituiamo, perché ce l'hanno prestato loro, e magari semi di pensiero diverso possono avere un senso, insomma, e speriamo che ce l'abbiano, insomma. Che dite? Buonanotte. Davanti e orizzonti lontani che si aprono. Oggi però è il tempo di nubi basse anche sulle vette che spesso non ci
permettono di guardare a questi orizzonti. Allora l'idea di larghe vedute è quella di cercare di dissolvere queste nuvole basse o nebbie alte che oggi sono rappresentate da tante cose concrete della nostra quotidianità, i social, la facilità di accedere a una rete che dà risposte facili e talvolta anche quelle che vorremmo proprio, perché sono queste. In realtà speriamo di essere riusciti un po' a dissipare queste nebbie. Due domande in più, dice Mario Tozzi, ci portiamo a casa sicuramente stasera, ma credo che ci abbia dato anche qualche risposta e per noi il piacere di averlo ospite. Da questa sera saprà che esiste Travesio. C'è un paese che proprio, io pensavo che era finto, invece esiste sul serio. Pensavo che si dicesse, ci vediamo a Travesio, come dici, vediamo per dire, invece proprio ci sta, è una cosa incredibile, una cosa, con tutta sta gente, è una cosa fantastica, meravigliosa. Sono rimasto di sasso e magari ci sta pure Spilimbergo e Meduno, è un mondo che ti si apre, qua. È una cosa che non si fa. È la mia ignoranza, quindi per quanto ho viaggiato questo paese non ho visto tutti i posti, però stasera guarda quanto siete belli, quindi sono molto contento. Arrivederci.